come si chiama? Un palermitano, Farrirone e Farrirone. Allora, Usiloga, un maschio scarpareggio che pensava, dato che aveva un cammarone ranni, a domezzini o sistemavo, fa affittare un re e varagnare qualche cosa a buone. Subito ne parlò con suo moglie, ci disse affittavo l'un arreri. Usiloga le stupidava, a cotta ci mise e dallo banco lo stava. Ma sua moglie di ciocia di sopra si ci assettava e Usiloga l'ora al re si ci apprezzava. Un giovanotto che per caso passava, vedendo giocattella assai invitante, ci disse: signora, ma perché affitto al re e non avanti? Della risposta ne rispose all'ordito: perché davanti ci cavalca mio marito. Era Peppino Denaro che su anche questa poesia, Ansalata, una poesia per i vegetariani. Cioè. Mamma, come si conza l'insalata? Ma come, figlia mia, tu non lo sai? La lattughina falla riminata, con sale, aceto, olio e spezie assai. Si vede, immagine mia, che sia adeguata. Come si conza io me lo imparai. Una cosa spiegativa e senza maestria. E se tu permetti, ti la insegni a Dio. A sera, vidi, un papà con Nina scitti abbrazzati in giocammarino. Però non c'era lattughina, né sale, aceto e olio già vicino. Ida, russa come una papalina, arrivinava lo papà mischino. E quando vita mia, che era mucciata, Nina ci disse e si consò trovata. Sempre di Peppino Denaro. Un picciolino che piange a cuore rotto, sentisse a domandare da un poliziotto: figlio, perché piangi? Piango perché mio padre ci disse gioia a mia madre. Eita che ci disse Cristo abbeverato. Ora io piango e mi domando se sono io figlio di Natale in un Cristo, se può sapere che razza d'animale sogno. Ritornando sempre a dove siamo, l'ultima pasta, l'ultima sono. E Nica. Ritorniamo indietro nei suoi banchi di scuola, no? Tema in classe, gita domenicale, svolgimento. L'altra domenica abbiamo andato a Tindari, io, mio papà, la mia mamma, mia sorella Schietta, mia sorella maritata senza figli e mio cognato. E ci siamo mangiati al ristorante. Poi abbiamo andato alla Madonna a pregare che ci nasce un bambino a mia sorella maritata. Ma o abbiamo pregato male o la Madonna non ci ha caputo. Il bambino è nato a mia sorella Schietta. La mamma dice che la Madonna non si è confonduta, si è confonduta mio cognato. Di Morricone, Gabriel Oboe e il Nuovo Cinema Paradiso.